Ciao ragazze, innanzitutto mi scuso per la faccia sconvolta che ho stasera. Carico questo video in risposta a Tanto di Piccolo Fiore, che lei purtroppo non mi conosce, ma sono un'appassionata, seguo tantissimo i suoi video e la ringrazio perché fa dei tutorial veramente utilissimi e stupendi. E questo video è un video di risposta a un video in cui ha mostrato dei cabochon fatti col fimo, nel quale lei diceva che non sapeva come utilizzare il fimo perché la trovava una pasta un po' povera e che l'aveva impreziosita con della foglia d'oro. Quindi ho guardato un po' cosa aveva fatto, ho mostrato dei cabochon e ho cercato di rifarli. Quindi ho creato gli orecchini che ho indosso e l'anello, che adesso vi faccio vedere meglio. Sperando che la camera me ne inquadri. Ho utilizzato un turchese che si chiama Menta Piperita, e il numero purtroppo non me lo ricordo, e la foglia d'oro. Quindi ho seguito i consigli di Anto Piccolo Fiore, ho fatto come aveva detto, come ha spiegato in modo molto veloce la procedura da fare. Purtroppo però io non ho il mattarello, quindi tutta a macchina della pasta, quindi tutta manina santa con il mattarello. E poi ho creato questo anello che devo ancora lucidare. Purtroppo la camera non me ne inquadra per bene. Scusate, sono in bagno, ma è l'unico posto dove si vede, dove c'è una luce decente. Ed è lo stesso sistema fatto, non riesco ad inquadrarlo, per gli orecchini, solo che l'ho fatto anello, quindi... E allora, per creare questi cabochon ho utilizzato i sassolini di vetro che si mettono nei vasi di fiori, e li ho rivestiti con una sfoglia molto sottile di pasta con la sfoglia d'oro. E per quanto riguarda gli orecchini, ho infilato direttamente nella pasta, ho incastanato direttamente nella pasta il chiodino che esce da qui, perché essendo io incapace non so incastanare dei cabochon, sono andata per il più semplice. Quindi questi sono gli orecchini che luciderò di nuovo. Questo è il fronte e questo è il retro. Purtroppo mi spiace che non si veda bene. E questo è l'anello. Quindi niente, con questo video volevo mostrare un po' a Anto Piccolo Fiore appunto che cosa ho realizzato grazie al suo video, e metterò delle foto. E niente, a prestissimo, ciao!